Sembra proprio che la catena di furti e di tentati furti ai danni delle varie attività commerciali non sia destinata a interrompersi tanto presto. Nella notte tra domenica e lunedì si è verificato un ennesimo tentativo di furto, questa volta ai danni della sede dell'Associazione Albergatori che è situata in Viale Verona. I ladri non sono riusciti a entrare, ma utilizzando cacciavite hanno danneggiato il serramento. Di conseguenza sarà necessario procedere alla riparazione. I costi difficilmente vanno sotto qualche 200-300 mila 300 euro praticamente, quindi è sempre diciamo un danno per le attività. E va sottolineato che gli uffici sono dotati di videosorveglianza e i video sono attualmente in fase di analisi. Verificheranno se ciò può essere collegato al solito modus operandi di Andrea Penzo, noto come lo Smizzo, il quale sembra continuare ad agire indisturbato e libero di compiere azioni illegali. È veramente deplorevole constatare che questi furti fruttano ai ladri solo pochi euro, mentre i danni inflitti possono ammontare a migliaia e la situazione è in continua evoluzione. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Recentemente, il 17 novembre scorso, la Guardia Costiera di Chioggia ha effettuato un'importante operazione ambientale sanzionando una nave battente bandiera panamense in sosta presso lo scalo di Valdario. La nave è stata sanzionata per irregolarità nella gestione a bordo delle acque contaminate da idrocarburi e da oli esausti. Secondo quanto stabilito dal decreto di legge 197 del 2021 e dalla Convenzione internazionale MARPOL per la prevenzione degli inquinamenti marini, i rifiuti speciali come le acque oleose generate nelle sale macchine devono essere raccolti in specifici contenitori a bordo e regolarmente smaltiti presso gli impianti di raccolta portuali, questo per evitare che possano contaminare l'ambiente marino. Il personale della Capitaneria di Porto di Chioggia, appartenente al nucleo Port State Control, ha richiesto alla nave, gestita da una società con sede in Turchia, lo smaltimento immediato a terra delle acque reflue non dichiarate. In seguito è stata inflitta una sanzione amministrativa di 3.333 euro al comandante del mercantile. L'impegno della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Chioggia, in collaborazione con la Direzione Marittima di Venezia, prosegue nel vigilare sulle navi che attraccano nel porto di Chioggia per garantire il rispetto delle norme ambientali e la corretta gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle imbarcazioni. A Novità Dolce e Salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia, il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle 1000 varianti di bussolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità Dolce e Salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi. Domani mattina, martedì 21 novembre, in Piazzale Europa a Sottomarina, davanti alla statua dedicata alla figura del carabiniere, si terrà la celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. Molte saranno le autorità militari e le rappresentanze delle varie associazioni paramilitari, oltre alle autorità civili. Parteciperà anche una parte della sezione musicale della Scuola Media Pellico, con alunni delle classi terza E e seconda E. L'Arma dei Carabinieri e l'Associazione Nazionale Carabinieri onoreranno quindi la Virgo Fidelis nell'82esimo anniversario della battaglia di Colcaber, a partire dalle 9:15 con il raduno delle autorità civili e militari in Piazzale Europa a Sottomarina. Alle 9:30 ci sarà l'alzabandiera e la deposizione di una corona d'alloro ai piedi del monumento dedicato al carabiniere. Alle 10 si terrà la Santa Messa nella cattedrale di Santa Maria Assunta, funzione che sarà presieduta dal vescovo Monsignor Giampaolo Dianin e presente il coro popolare Chioggiotto.
Sì, stiamo parlando di un fatto gravissimo che ha colpito la nostra comunità. Ho decretato il lutto regionale per la giornata delle esequie, però non possiamo immaginare, mi rifiuto di pensare che Giulia venga, diciamo, derubricata come semplicemente la 105esima vittima di quest'anno di femminicidio. Dobbiamo lavorare ovviamente con le scuole, parlare ai ragazzi, non perché i ragazzi siano i più coinvolti dal femminicidio, anzi gli adulti non mancano di avere purtroppo questo primato, e dall'altro anche di fare un grande lavoro come comunità, partendo dalle famiglie, partendo dagli amici, dei giovani, ma non solo, visto e considerato che molto spesso dei segnali, degli alert che sembrano banalità, poi magari nel caso estremo possono trasformarsi in quello che abbiamo visto. La Regione da sempre investe su questo, ovvio che noi dobbiamo fare in modo che si possa sempre di più sensibilizzare la popolazione, dopodiché la mente malata va intercettata, per quanti progetti si facciano, poi forse il vero progetto è quello di educazione, ovviamente ai sentimenti, alla gestione dei sentimenti, al rispetto della donna, ma dall'altro anche dei progetti che ci aiutino a fare un'altra cosa importante, che è quella di spiegare che se si vedono dei segnali non di normalità, vanno comunque affrontati e ovviamente segnalati a chi è esperto nel trattare le patologie, soprattutto le psicosi, le ossessioni. Su tutto quello che va nell'aiuto lo dobbiamo fare. Dopodiché noi dobbiamo fare in modo che comunque ci sia una cultura a tutela delle donne, una cultura che non deve essere solo quella del 25 novembre, della giornata dell'eliminazione della violenza contro le donne, ma deve essere di 365 giorni all'anno. E la cultura contro questo concetto di possesso, no? Contro l'ossessione, e dall'altro, se investiamo su questo, alla fine isoleremo le menti malate. Isolate le menti malate dovremmo agire, diciamo, proprio clinicamente sulla mente malata, ma questa è un'altra storia. Dobbiamo approfittare di questo network che abbiamo, che è la scuola, che ci permette di intercettare i ragazzi e di parlare ai giovani. Ciò non toglie che come comunità non possiamo avere l'alibi, perché spesso si creano questi alibi, di dire ma tanto ci sta pensando la scuola. Se tuo figlio va a scuola e impara l'alfabeto, imparerà a scrivere, ciò non toglie che tu a casa devi seguirlo nei compiti a casa. E questo è il ruolo delle famiglie, questo è il ruolo della comunità. Quindi dobbiamo fare un lavoro di squadra. Le leggi aiutano, ma le leggi sono la parte finale, vanno a risolvere il problema nella fase in cui diventa acuto. Noi dobbiamo partire da quella iniziale, che è quella della cultura del rispetto della donna. Allora siamo alla Camera, la pescheria della Camera. La novità è le ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro il chilo, sono una decina di ostriche. Il prezzo è buono e sono veramente ottime. Una novità tecnologica. Aprire le ostriche non è, diciamo, facilissimo. Queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostica. La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore Giampaolo Bottacin, ha approvato 2 delibere per potenziare il sistema di protezione civile regionale. Si prevedono nuovi finanziamenti per il potenziamento di mezzi, attrezzature e strutture dedicate alla protezione civile. L'assessore Bottacin ha specificato che saranno finanziati mezzi per 90 gruppi o associazioni, oltre alle 56 già approvate nel 2022, portando il totale dei sodalizi con dotazioni rinnovate a 246. Inoltre verranno finanziate 11 nuove sedi logistiche, sommandosi alle 24 già approvate nel 2022, per raggiungere un totale di 34 sedi dedicate alla protezione civile su tutto il territorio veneto. I finanziamenti previsti ammontano a 1.965.000 euro per mezzi e attrezzature e 640.000 euro per le nuove sedi. Ulteriori risorse sono state destinate alla manutenzione e sostituzione dei mezzi della colonna mobile regionale e provinciale, oltre a interventi durante emergenze, per un totale di 670.000 euro. Bottacin ha sottolineato che oltre a questi finanziamenti la Protezione Civile regionale continua con corsi di formazione ed esercitazioni sul campo per mantenere aggiornati i volontari, confermando l'eccellenza riconosciuta a livello regionale e nazionale.
La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink.